Signora Pagni, lei è stata la segretaria storica di Diego Armando Maradona, me lo racconta il suo Diego? Allora, il mio Diego era una persona buonissima, umilissima, di grande affetto verso tutti quanti, e questo era il mio Diego, quello che io ho conosciuto dall'84 al 90, e sono stata sempre orgogliosa di poter essere stata al suo fianco per tanto tempo e aver conosciuto una persona veramente eccezionale. Ecco, lei era accanto a Diego sempre perché curava ovviamente anche la comunicazione di Diego Armando Maradona, però era molto complicato, no, gestirlo. Sì, gestire Diego è stato molto complicato perché, come si dice in napoletano, era un po' capatosta, da buon scorpiano come era lui. Però io non ho mai avuto nessun alterco, non ho mai avuto problemi, perché tra di noi c'era una bella comunicazione, nel senso che lui rispettava il mio lavoro come io ho sempre rispettato il suo come calciatore. E questo lui una volta me l'ha detto: non riesco a capire tu come fai a sopportarmi e a non arrabbiarti mai, perché io non mi potevo arrabbiare con lui, perché le cose bisognava sempre dirle con una certa gentilezza e con un certo affetto, e lui non si è mai sottratto a nulla che io le potevo chiedere a livello lavorativo. Diego è arrivato a Napoli che era già un grandissimo calciatore. Beh, il suo primo incontro, se lo ricorda con Diego? Dove è stato e come si è approcciato con lei? Allora, il mio primo incontro con Diego è stato veramente un bel aneddoto, perché noi avevamo gli uffici a Via Petrarca, all'ultimo piano, e giustamente fuori scritto Maradona Production, tutti quanti bussavano dicendo che erano Diego, perché volevano salire e vedere se lo riuscivano a conoscere. Mi ricordo un giorno bussano alla porta e chiedo chi è, mi fa sono Diego. Io non ho aperto e Giorgio Sister Piller mi fa chi è? Dico guarda, deve essere un cretino che mi ha detto che era Diego, e lui mi fa no, apri perché io lo sto aspettando a Diego. Io volevo sprofondare perché lo conoscevo soltanto per fotografie, e quando ho aperto la porta dell'ufficio si sono presentati tanti ragazzi e io in quel momento non ho individuato chi era Diego. E una volta che lo sono entrati, Giorgio mi ha chiamato e me l'ha presentato e ha detto questo è Diego Maradona, e io gli ho detto tanto piacere, sono lieta di conoscerti, sono la tua segretaria. Che cosa invece ha rappresentato per lei la scomparsa di Diego? Perché io ricordo di un episodio dove lei non è riuscito ad incontrarlo nelle ultime sue apparizioni a Napoli. Allora, io purtroppo nelle ultime volte che Diego è venuto a Napoli io non sono mai riuscita a incontrarlo, ma perché le persone che magari in quel momento l'hanno circondato hanno voluto essere sempre loro magari le prime donne, e io volevo soltanto vedere un amico, perché poi al di fuori di quello che era Diego, per me è stato un amico, come lo è sempre stata anche Claudia e tutta la famiglia Maradona. A me è dispiaciuto molto non poterlo vedere, sinceramente, e quando io ho appreso la notizia della sua scomparsa, che era stata quasi in quel momento perché dall'Argentina mi hanno immediatamente comunicato, non lo volevo credere e mi è dispiaciuto tantissimo non esserle stata vicino in quel momento, perché avrei voluto vederlo almeno per l'ultima volta. Grazie signora Sicilia. Grazie a lei.